I consiglieri regionali del Partito Democratico Montanariello e Zotis ritengono vergognosa la scelta del sindaco di Marcon di negare l'intitolazione di una scuola a Tina Anselmi, figura, sottolineano, essere stata esemplare e modello di impegno politico e civile prezioso, soprattutto per le nuove generazioni. Il sindaco dimostra un totale spregio per la storia e per le istituzioni, continuano. Tina Anselmi è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di ministro, ricordata peraltro dalla nuova Presidente del Consiglio Meloni. È stata un simbolo di lungimiranza, sensibilità sociale e integrità morale di cui il Veneto, la sua terra, è orgoglioso. I due consiglieri chiedono quindi che il sindaco chieda scusa e ritorni sui propri passi. Determinati atteggiamenti, concludono, non possono essere propri di un primo cittadino.